Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Tronca, grazie anche a lei. Giorgio Tronca, però parlavamo di violenza sulle nostre strade con protagoniste delle ragazze, delle ragazzine, calci in testa, pugni, sono cose. Da questa violenza poi possono germogliare piante di violenza molto più dannose, diciamo, no? Certo, direttore, praticamente quello che mi sto vedendo nel corso degli anni è che abbiamo sempre peso, nel senso anche l'educazione dei tosi, dei fioi, che c'è sempre manco rispetto, se viene accusato del maschilismo, c'è tutta una serie di fattori che non fa altro che screpolare sempre più sta società che si sta veramente disperdendo, a mio avviso, la si sta veramente disperdendo. Diamo datore esempio da cosa? Parliamo di tosi, no? Mi gonfio, non è più tanto giovane però. Allora cosa bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti a tutti quanti questi fattori, la televisione che guardiamo tutti i giorni, che guardiamo anche involontariamente, i messaggi su internet, le notizie a volte poco chiare, cioè senza. Stiamo veramente andando, sarà il futuro, sarà qualcosa che mi forse non capisco, direttore, però mi pare che stiamo perdendo quei valori basilari che ha creato la nostra storia. La nostra storia, e mi parlo da Veneto, non mi cerca di tanti paragoni, cioè con un'idea mia personale da Veneto, con un'idea su quello come sta evolvendo la società. Lo vedo anche per dire nel lavoro, lo vedo ormai che mi dice tanti anni che lavoro su un'azienda, con il modo di vedere i giovani, il futuro, perché sarà il futuro, e lo vedo come un po', cioè mi dà il senso di qualcosa che non ha fondamenta, cioè che manca la struttura di base per poter nutrirsi della volontà di creare qualcosa per gli altri, per la società, per il bene di tutti, per il bene della famiglia, per il bene di quello che sarà il nostro futuro. Cosa che manca a livello politico, siamo messi veramente male. Mi vedo a livello di giovani, che influenze politiche che non che dà sostegno, non che dà stabilità, cioè sei veramente labili, un po' pensa in un modo, domani pensa in un altro, non ha un obiettivo, va via di qua e di là, e si assa trasportare da quello che dice di fare. Allora adesso che c'è tutte queste guerre, bisogna vedere alla fonte di cosa nasce tutto. Le guerre che c'è sempre sta, le che c'è sempre sta e sempre le che saranno le guerre. E il mondo è grande. E ora cosa mi fa gli altri pensare, preoccuparsi per un popolo e fregarsi di un altro? Cioè, chi siamo? In realtà gli altri non siamo altro che guidare da qualcun altro, guidare a odiare o amare. Cioè, non siamo neanche più padroni, non siamo neanche più in grado di definire dove che sia giusto, dove che sia sbagliato. Talmente mi sta rinseminendo, evito di dire parole poco cortesi, che siamo in ballo a della gente, delle persone che dall'alto non fa altro che indicarmi dove andare, cosa fare, come pensarla, chi odiare, chi amare, cioè non abbiamo più personalità. Questo è a livello sociale, a livello politico, a livello umano. A livello umano stiamo perdendo la volontà di credere in qualcosa. Tronca. Sì, non vorrei passare per quello che odia il Sud. Ma mi domandano, mi sono fatto questo flex, questa persona qua, che ha questi rilevatori di velocità,
e mi domandavo, ne vorrei avere una curiosità, quanti soldi c'è che percepisse un comune o una regione, per nazione Veneto, no? Vinto una di quei che si... E quanti soldi c'è che viene pagato da gente che viene multata per queste robe qua? Cioè la macchina la becca quella che supera il limite e che arriva la multa a casa, no? Sì. Il Veneto paga. Beh, mi vorrei sapere a livello proprio di regione per regione, no? Quanti schei che vengono su con queste macchine qua? Vorrei avere indicativamente, perché a mio avviso, la maggior parte di questi schei qua vengono su al nord, in Veneto, in Lombardia, in Emilia, perché non c'è neanche una roba in una maniera illogica, perché gli amministratori di quei comuni, siccome ha bisogno di fare cassa, si dice, e allora cosa fai? Cerca di trovare il modo per riuscire a soddisfare anche le esigenze territoriali del proprio comune, che è un sistema sbagliato. Perché? Perché mi agiria a livello base, cioè se parla di autonomia, se mi fuori questa storia dell'autonomia che c'è molta gente che ne parla, quando sento parlare dell'app, mi viene, là che c'è un numero direttore, 2287, Certo. 2287, non si mi sta chiesto 2287 giorni fa se mi voglio un'autonomia differenziata. Cos'è differenziata? Perché differenziata? L'AP, cos'è l'AP? Cosa state forse definimo bene cosa che sia, ma che roba è questa roba qua? Cioè in pratica che il numero direttore mi penso che andare avanti ancora tanto, perché ora che facciamo tutto quello che mi conta sti qua, a impassa di acqua sotto i ponti, come ti dice nella mia terra, no? A impassa di acqua, e intanto lui cosa fa? Lui nelle sue carreghette, senta là, e continua a mangiare, a ciappare schei, vivere sulle spalle della gente che lavora. Così purtroppo è una situazione ridicola. Rubo un ultimo istante. Volevo ricordare che oggi, o meglio ieri, che c'era il 25 di gennaio, era il 10° anno del movimento a cui appartengo, che è prima il Veneto, appunto. Beh, non siamo certo un movimento che ha fatto fuoco e fiamme, però il concetto di indipendenza lo portiamo ancora avanti, a differenza di altri, che mi ricordo che nel loro statuto, nell'articolo 1, gli parlava di una certa Padania che era indipendente, però non gli parla più, e questo non so, mica zero che il periodo, perché ci sta 20 anni dentro lì. E mica ho visto cosa che è successo, come si è trasformata sta roba qua. Prima il Veneto, ricordiamoci.